Buongiorno, oggi è domenica 8 marzo, ultima giornata di sci da fondo sulla pista di Valle Pesio, sulla pista di Chiusa a Pesio, o meglio dire pista Schirol Vargueres. Qui si può sciare sci da fondo e di estate Schirol. Ultimo giorno qui, perché qui fa un po' più caldo come in altre zone tipo Pragelato o Montgenèvre, dove chiudono un po' dopo. E siccome io ieri ho fatto un'attività di sci alpinismo al Pian delle Gore, ho pensato di rimanere ancora una giornata e di sciare su questa bellissima pista, anche se l'ultimo giorno sono aperti solo 2,5 km. E allora andiamo a sciare. Là in basso dobbiamo fare il biglietto. Guardate, da qui, da sopra c'è un bar con una terrazza sempre fuori, perché qui quando c'è sole fa molto caldo. E là in basso c'è la pista di fondo battuta, i binari visti dalla strada, e di fianco c'è la strada di Schirol, abbastanza larga, più o meno ha sui 4 metri di larghezza. E allora andiamo prima a fare biglietto e poi andiamo a sciare. Per arrivare sulla pista dobbiamo dal bar scendere solo un piano. Qui sono delle scale, un piano però è abbastanza alto. E qui trovate dei bagni, poi dove potete cambiare, e la biglietteria. Vediamo se c'è qualcuno, perché anche se sono solo 2,5 km comunque dobbiamo pagare. Adesso vediamo se c'è qualcuno. Ecco qua, c'è anche la palestra e poi una biglietteria. Ecco, biglietto fatto 5 euro. Oggi costa metà prezzo, perché per 2 km non, più di 5 euro nessuno non prende. E oggi andiamo a sciare con questi sci, prima classico, poi faccio 2 orette di skating con questi sci di marchio Fischer, Speedmax Classic Zero. Zero significa che, guardate se si vede, poi quando lo apro vi faccio vedere la zona di tenuta è già fabbricata per temperature zero. Ecco qui ingresso sulla pista, al mattino è ghiacciata. E qui lascio i miei scarponi, perché camminare 500 metri con i scarponi meglio fare cambio qui. E guardate che bella battuta,
un po' ghiacciata, binari. Poi fra un po' arriverà il sole e si scioglie fino a mezzogiorno, la pista diventa bagnata e allora andiamo a fare i primi passi. Sono passati un paio di minuti e il sole sta arrivando. E guardate, questi sci hanno la zona di tenuta lasciata per temperature zero. Allora, siccome arriva il sole, fra un po' questa ghiaccio diventerà più morbida. E noi riusciremo a sciare. Riusciremo di fare questi 2 chilometri in poco tempo. In realtà qui la pista se nevica, poi quest'anno ha nevicato tanto, aprono un anello di 22 chilometri. Si può arrivare fino al Pian delle Gori e poi tornare indietro. Io l'ho già fatto questo anello tanti anni fa, però non l'ho registrato. Poi ho fatto anche una gara qui, tecnica skate. E non solo una, ho fatto anche una regionale e poi una gara così dalla scuola di sci. E quando facevo parte del club di Chiusa Peso, venivo qui a fare anche allenamenti. Non ho fatto tanti, ma poi ho smesso di venire perché con il Covid era tutto chiuso. Ho smesso anche a fare le gare. Le gare di sci. A quest'ora il ghiaccio è ancora
adesso si poteva prendere anche i sci universali, e ci are con la base con clister. Ecco, sono scivolato perché qui c'è questa ghiaccio e non mi aspettavo di scivolare. Quando sono entrato sui binari sono scivolato. Stavo a parlare e non mi aspettavo di cadere, però sul ghiaccio può succedere. E qua in ombra il ghiaccio è un po' diverso dalla parte più soleggiante. È una caduta solo per motivo della pista. Torniamo al sole perché qui c'è un ghiaccio proprio pesante. Ecco, dove c'è sole si sta già sciogliendo, la zona di tenuta si sente che tieni, invece là sul ghiaccio scivolava e non si capiva, non teneva, così ho caduto. Forse era meglio con clister al mattino e poi ho cominciato a sciare quando il sole era più su, con una pista un po' più bagnata. Ecco, qui la pista finisce, però quando la stagione è piena potete andare là a destra verso Pian delle Gore e fare un grande giro.
Con difficoltà riesco a frenare su questo ghiaccio. Era meglio di venire con i pattini e non con i sci. La pista, quando è aperta a 22 km, qui allo stadio c'è un paio di curve tornanti con salite e discese, ma andando verso Pian delle Gore è sempre in salita e al ritorno c'è sempre discesa. Poi magari i prossimi anni vengo qui una volta in stagione e sciamo tutti i 20 km. Magari per il prossimo anno. Quando è ghiaccio così è meglio fare skate e non classico. Però io al mattino faccio sempre classico. Mi fermo un po' qui perché qui c'è questo bellissimo centro biathlon Valle Pesio che ha, guardate, 30 posti per 30 atleti. Qui forse fanno anche le gare di biathlon. Non ho mai visto da nessuna parte così tanti posti da sparare.
si gira qua sul ponte e si ritorna indietro. Qui la direzione è all'inglese e quindi si deve sciare dall'altra parte. Di solito si scia normale come le auto sulla strada, però visto che questi ragazzi vanno contrario, poi il secondo giro lo faccio anche io così. Quando sono partito dovevo fare a sinistra e non a destra. Adesso facciamo questo giro anche nel senso di direzione giusto. Ecco, 2 km mi dà l'orologio, 2 km e 150 metri. Le strade sono quasi vicine e a volte si incrociano e dovete stare là sotto il ponte, attenti, perché la strada diventa unica e là c'è il rischio di tamponamenti. Su questo ghiaccio si scivola e 1 chilometro leggermente l'ho fatto in 5 minuti e qualcosa. Quindi quando c'è il ghiaccio in gare specialmente si va meglio. Ecco, questa volta facciamo la parte sinistra. E poi questa volta quando sono entrato qui sul binario più piano di non cadere di nuovo.
La strada di Schirolo vedo che cambia, non va sotto questa pista di sci da fondo. E poi in estate, sicuramente quest'estate vengo a fare un giro qui. Perché meglio di questa pista non so se c'è in Italia. È fatta da poco, ma di buona qualità. Ecco, queste salite si riescono a fare con doppio falo. Non sono alti. E guardate la pista di Schirolo. E vicino a questi sparatoi, posti di sparatoi, è pieno di pezzi di patroni dal fucile. Guardate, specialmente i primi posti, guardate qua, pienissimo. Adesso il giro lo rifacciamo non riesco a fare passo su questo ghiaccio. Doppia spinta sì, ma siccome i sci non sono da doppia spinta, io preferisco di fare i passi.
di nuovo questi ragazzi del club. Il club è andato a fare le gare a Trento, ma qualcuno è rimasto qui. Non prendono tutti atleti perché il club di peso ha tanti allievi. Di diversa età. Se volete fare le gare potete insieme a loro farle. Loro facilmente vi fanno la tessera fisi per poter partecipare alle gare o regionali o internazionali. E non costa tanto, solo quegli anni che lo facevo io costava 50 euro. Poi il controllo medico 50 e 100 euro all'anno. E dopo arrivo del sole in mezz'oretta, alcune parti già sono buone per questo tipo di sci. Zero. Ecco, adesso chiudo la camera, poi magari lo riaccendo alla fine e poi magari facciamo anche un giro con i sci da skating per farvi vedere a voi com'è la pista dopo
3-4 orette dall'arrivo del sole. Ecco, dopo 2 ore e 10 minuti, incluse le pause, ho fatto più o meno 18 km. Non tanto, ma su questa pista ghiacciata sono abbastanza. Adesso, dopo 2 ore di classico, faccio una pausa di al minimo mezz'oretta e poi torno di nuovo su questa pista a sciare con sci da tecnica skate. E con i sci da tecnica skate faccio ancora un giro registrandola. E allora vi dico ciao, ma ci vediamo al giro di skate. Un'oretta di pausa e io sono tornato sulla pista a fare sci da fondo tecnica skate, pattinaggio. La pista non è ancora sciolta e per una settimana forse questa neve rimanerà, ma dopo un'oretta è diventata un po' morbida e bagnata, ma questa non ha nessuna importanza. E adesso io vado a fare un giro con la camera e poi chiudo la camera e lo riaccendo alla fine di questa attività. E allora andiamo a sciare. Primi passi sulla pista e subito sento una morbidezza sotto i piedi, sotto i sci, e forse fra un'ora probabile che cambio i sci con un altro paio che hanno la soletta bianca. Soletta bianca è buona per neve tanto bagnata, tipo quando sulla pista trovate spazi con acqua sopra la pista. Oggi, o meglio dire adesso, si può andare con i sci meglio con il plus, temperature calde da 0 in su. Io ho portato tutti e 2 paia di sci, ma quando ho finito era la neve un po' dura, cominciava a sciogliersi, e in questo caso si può sciare ancora con sci plus, ma se vedo sulla pista qualche spazio con acqua allora si può poi cambiare.
La prossima settimana qui sicuramente si deve già venire con sci bianchi, se no già con i schirol. Che se si scioglie la neve sotto c'è la pista di schirol. E se nel fine del maggio la pista di schirol non è ancora aperta, sicuramente dall'inizio di aprile qui potete già fare schirol. E forse io a maggio vengo qui, perché a maggio sicuramente qui sarà aperta. Sarà tutta questa neve già sciolta e io a maggio vengo a fare un'attività di schirol, una giornata di schirol. Oggi sono con i miei sci Fisher Speed Max, i primi Speed Max appariti sul mercato, non i sci ma il primo modello di questo tipo, il design. Con loro ho fatto un paio di gare e adesso li uso per uscite così. Perché poi per la gara sono ancora buoni ma non come nuovi. Quando facevo le gare li tenevo sempre solo per fare le gare. E mi allenavo con un altro paio di Fisher che era universale ma non Speed Max Carbon. Poi quelli Carbon li ho regalato e adesso questi sono rimasti per allenamento, perché poi se mi iscrivo a qualche gara mi prendo un paio di sci nuovi Fisher Helium. Adesso già hanno fatto un secondo modello di Speed Max Helium che sono molto leggeri. Io l'ho provato ma era una misura più corta. E per comprare dovevo prendere più lunga. Poi per la prossima stagione forse mi prendo questi paio di sci, perché è meglio di questi sci
sci che hanno fatto negli ultimi anni, e poi anche scarponi con boa. I scarponi mi sono acquistato, ma i sci ancora no. E meglio di questo non so se fanno qualcosa di diverso, forse più leggero, ma come design, chiusura, boa, il fit termo, materiale dentro, non so se trovano qualcosa di meglio. Più scivoloso forse sì, ma come design e materiale è già quasi il massimo. Fa così caldo che io sono vestito in gilet solo oggi e senza maglia termica sotto, con la tuta di sci e gilet, e anche così mi fa caldo. Si può sciare con la tuta senza gilet e poi la tuta con maniche corte. Perché sono quasi 10 gradi sopra la neve, però nella macchina il termometro mi faceva vedere 15 gradi. Poi nella macchina è più caldo. Fuori c'è il vento e un po' di ombra.
Ecco, guardate sulla pista che alcuni pezzi di neve stanno per sparire, e se succede in discesa è molto difficile poi scendere o di andare su quel pezzo di neve che lo trovate sulla strada. Nei casi così si scia solo dove la neve è più alta, o se no potete maneggiare lo sci e stare sulla neve. Ecco, il giro è quasi fatto. Ho lasciato piano per riuscire a parlare. E poi dopo giornata di ieri di sci alpinismo e poi stamattina classic 2 orette. Ieri sci alpinismo quasi 9 ore. Sono anche un po' stanco di fare questi giri veloci. Leggermente in un 5 minuti e 30 si può fare al chilometro, specialmente in discesa. Ecco, adesso chiudo la camera e poi lo riaccendo quando finisco questa attività. Ecco, ho acceso la camera alla fine di questa attività, un'attività di sci da fondo di tecnica skate. Dopo primi 2 orette di classico ho fatto altre 2 di skate. Sono arrivato quasi a 17 km di distanza in 2 orette. E qui il mio allenamento finisce. Vi auguro una buona giornata, guardate YouTube, iscrivetevi al mio canale e arrivederci.